Altre domande? Prego. Salve, volevo chiederle, rispetto alla Sicilia che lei racconta nelle sue canzoni, che è una Sicilia comunque tradizionale, eccetera, secondo lei quanto è rimasto adesso della Sicilia che lei racconta nelle sue canzoni? Se è rimasto qualcosa? No, evidentemente credo sia rimasto molto poco del tempo che io racconto, anche se amo precisare sempre la cosa che dicevo prima sulla nostalgia. Quando io guardo indietro cerco di trovare nella memoria, nel passato, in ciò che eravamo prima, ciò che ci rendeva più umani, diciamo, no? Che ci faceva stare meglio dal punto di vista umano. Quindi di avere nostalgia di ciò che mi faceva stare meglio, per stare meglio nel futuro, diciamo. Penso che del tempo che racconto io ci sia sostanzialmente rimasto nulla. Noi dovremmo ritrovare in questo tempo alcune delle cose che erano dentro quel tempo, non tanto quel tempo. Alcuni valori. Alcuni valori, come per esempio potremmo fare a questo punto per esemplificare, Upanaro, la canzone che faccio adesso, a partire dall'Upanaro fuori uso, racconta di come appunto troppo in fretta secondo me cambiano le città e come troppo in fretta è cambiato Palermo. E cercate soprattutto di percepire questo tipo di nostalgia che ho cercato di descrivere. Era Nico, però mi ricordo cabbagnavano mensole sate, pisci freschi, muluni e gelate, altre cose che non ci sono più. C'era quando scalava la tonnina e liceus a prima mattina e lo secco con giumme e cianciani, che spettacolo grande che fu. Si grapevano 100 balconi e calavano 100 panari, tanzava diretto e sapore, si poteva magari parlare. E la strada pareva un teatro, mentre i madri facevano a spesa, un panaro che cala e un whisky, e oramai non ne calano più. E potia capitare, lo saccio, una sciarra, con chi dare un paccio. Ora non mi viene a inquietare, ma da un paccio non saccio con c'è. E la spesa, una volta a settimana, a facendo non supermercato, ma ricoglio e mi metto un relato, e che ho solo le mie cucce. E tagliando settimo piano, tutto il mondo mi pare lontano, l'upanaro perciò è fuori uso, i balconi non servono più. Ma ripenso a 100 balconi, e ripenso a 100 panari, a insalata, diretto e sapore, alla gente che stava a parlare. Ogni tanto ora passa un carretto, io talio e si singe un petto, di cianciani sul troppo lontani, e de qua non si sentono più, e de qua non si sentono più. Grazie. Grazie. Grazie a voi.